Agrivoltaico a Rosà, svolta in regione, cambiamo la legge, ultima parola ai sindaci. La nascita della società ATS, l'altopiano di Asiago plaude alla rivoluzione dei servizi sociali. Comunali a 9, a corsa a 3 fra Pigatto, Rebellato e Zanoni, il paese vuole stabilità. Attesi a Marostica gli ispettori del Ministero per passare al setaccio i documenti della gita a Trieste. Raffica di furti di portafogli nei supermercati, cresce l'allarme non solo nel quartiere San Vito. Al via il cantiere di via Valmorelli a Marostica per la messa in sicurezza dopo le frane del 2024. Luciano Sandonà sceglie il partito di Vannacci e commenta: in Lega si è persa la bussola. Alberto Stefani all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, dove si era diplomato. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano, Pedemontana e Alta Padovana. Questa sera ritorniamo sulla questione del maxi agrivoltaico a Rosà dalla Regione, la proposta clamorosa di dare l'ultima parola ai sindaci. Sentiamo. Sull'agrivoltaico il parere dei sindaci deve essere vincolante. Questa presa di posizione arriva come un fulmine al ciel sereno dalla Regione sul tema dell'agrivoltaico dopo che gli amministratori del territorio sono andati a portare la loro perplessità a Venezia. Qualcuno ci è andato con la fascia, per così dire, come la sindaca di Rosà, Elena Mezzalira, che ha portato all'attenzione delle commissioni consiliari tutta la contrarietà del territorio al progetto di un maxi agrivoltaico che si vorrebbe costruire a Travettore. Qualcun altro ci è andato con striscioni e megafoni per dire di no a un progetto simile che potrebbe approdare a Eraclea. E tanti altri sono in ballo in tutto il Veneto con un punto in comune. I cittadini non li vogliono, i comuni non li vogliono, le associazioni, i comitati, i quartieri non li vogliono. Eppure l'iter di Rosà prosegue con il privato che ha chiesto tempo fino a dopo l'estate per produrre tutte le controdeduzioni alle tantissime e pesantissime, viene da dire, osservazioni che sono arrivate dal territorio e di cui abbiamo parlato più volte nel TG Bassano. Su tutto questo, dicevamo, arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio dei consiglieri regionali e leghisti Roberta Vianello e Cristiano Corazzari, i quali, dopo aver parlato con i sindaci, hanno messo nero su bianco una modifica alla legge sull'agrifotovoltaico del 2022 che potrebbe rappresentare, una volta concluso l'iter di rito, una vera rivoluzione. Poche parole che cambiano tutto e danno ai sindaci il potere vincolante e non più consultivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che decide il territorio sarà legge. Un cambiamento potenzialmente epocale in un momento storico in cui i sindaci stessi ammettono di avere solo armi spuntate contro progetti simili a quello di Travettore, spostando i pannelli su capannoni dismessi, parcheggi, strade e aree degradate. L'altopiano di Asiago plaude alla costituzione dell'ATS. Questo strumento chiamato ATS è uno strumento importante che ci darà l'opportunità di dare pari dignità a tutti i cittadini del territorio. Per quanto riguarda l'altopiano, io sono veramente soddisfatto di questo risultato, in quanto permetterà, lavorando insieme amministrazioni comunali, tecnici e l'ufficio di gestione dell'ATS, ci darà l'opportunità di garantire servizi omogenei in tutto il territorio, da est a ovest. Questa grande opportunità avrà un successo solamente se tutti quanti lavoreremo insieme. Io ci credo fermamente e su questa strada lavorerò e mi impegnerò. A parlare Diego Rigoni, presidente del Consiglio Comunale di Asiago con delega ai servizi sociali. L'altopiano plaude alla nascita della società ATS, l'azienda speciale consortile che fonda i servizi sociali dei 23 comuni del distretto 1 dell'ULSS 7 per una popolazione complessiva di 180.000 persone. L'atto costitutivo firmato a Bassano ne ha decretato l'avvio formale. Ora ci sarà un periodo dedicato alla riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali, alla revisione della gestione che diventerà integrata per l'intero ambito territoriale in forma associata. Io credo fermamente in questa opportunità e il Comune di Asiago è in prima linea affinché il risultato e il successo di questo possa garantire un futuro migliore per i servizi sociosanitari nel nostro altopiano. Per i cittadini dunque non dovrebbe cambiare nulla, anzi dovrebbe migliorare l'offerta, ma si dovrà attendere l'avvio dell'operatività. I prossimi mesi saranno fondamentali proprio in termini di riorganizzazione. 9 al voto, è corsa a 3 fra Pigatto, Rebellato e Zanonna.
9 va al voto ed è corsa a 3. La città della ceramica dovrà scegliere tra Alessandro Pigatto, Luca Rebellato e Paolo Zanon. Nell'ultima tornata elettorale, quella del 14 maggio del 2023, si erano recate alle urne in 2.739, ovvero il 61%, e spiccioli degli aventi diritto, che sono poco meno di 4.500. In quell'occasione aveva vinto Rebellato, che si era imposto sullo sfidante Franco Bordignon con il 54% delle schede. A febbraio di quest'anno l'amministrazione è caduta proprio come era accaduto nell'agosto del 2022 per la sindaca Raffaella Campagnolo. Per questo motivo uno dei temi più importanti della campagna elettorale è stato proprio quello della stabilità, oltre ai bisogni della popolazione in questi tempi segnati da grande incertezza. Rebellato, sindaco uscente, si propone nuovamente alla cittadinanza con la lista Per 9, che raccoglie i simboli dei partiti del centrodestra e la civica Assieme per Cambiare. Pigatto, psicologo e psicoterapeuta, già direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria locale, corre con 9 concreta. Zanon, 64 anni, agente di commercio, si propone infine con 9 al centro. Fra i tanti temi trattati in questa campagna elettorale assieme alla stabilità ci sono quelli della comunità, del sociale, dei bisogni delle famiglie e degli anziani. Ma anche i lavori pubblici, quel che rischia di rimanere sospeso e quello che andrà fatto nel futuro prossimo. I candidati hanno già detto la loro, ora la parola passa agli elettori. Non accenna a placarsi la bagarre scoppiata attorno alla gita a Trieste dei bambini della scuola di Marostica sulla rotta balcanica. Saranno gli ispettori del Ministero a passare al setaccio tutta la documentazione. La bufera scoppiata sulla scuola di Marostica Arpalice Cumanpertile dopo la vicenda della gita a Trieste non accenna a placarsi, anzi sul fronte politico si moltiplicano le dichiarazioni sia da una parte che dall'altra di chi è contro e di chi invece è a favore. Poi c'è l'opinione pubblica e anche in questo caso le posizioni sono nettamente divise tra chi sostiene l'operato delle maestre e di chi invece condanna duramente il progetto che ha visto 2 classi quinte portare un pasto ai migranti della rotta balcanica, considerando l'età dei bambini. Dal canto suo il dirigente, il professor Gianluca Garlini, con una circolare interna, ha chiarito i termini del progetto che rientra nel campo dell'educazione civica. Nell'istituto scolastico di Marostica è atteso l'arrivo degli ispettori del Ministero che passeranno al setaccio tutti i documenti relativi all'organizzazione della trasferta a Trieste, compresi i passaggi di approvazione della gita e soprattutto dell'esperienza fatta dai bambini accompagnati all'interno della zona rossa, un'area non sicura e teatro spesso di episodi violenti, come sottolineato dall'ex questore di Vicenza, ora prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi. Nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Tantissimi messaggi che sono arrivati alla nostra redazione anche da parte di voi telespettatori e intanto la bagarre non accenna a placarsi. Noi allora lo chiediamo ancora a voi telespettatori, alunni tra i clandestini. A Trieste, lezione di umanità o scelta inopportuna? Lo potete dire al numero 340-321-8379 o all'email bassano@medianordest.it. Siamo a Bassano, preoccupa i residenti di quartiere San Vito la raffica di furti di portafogli registrata nel supermercato Aliper. Furti di portafogli all'interno dei supermercati, episodi sempre più frequenti e cresce la preoccupazione della gente. Negli ultimi giorni sono 6 quelli sfilati dalle borse dei clienti del supermercato Aliper di quartiere San Vito a Bassano. I ladri colpiscono soprattutto all'interno del punto vendita, tra le corsie, mani veloci che in un lampo riescono a rubare contanti, documenti e carte di pagamento. È una cosa brutta. È sempre più frequente da come sento e vedo, purtroppo. Già prestare la massima attenzione. Questo sì, io non vado più via con la borsa, c'ho il portafoglio in mano, intanto. E dopo non do adito a nessuno se mi chiedono qualcosa, non li conosco. Bisogna stare attenti, difatti guarda che c'è il disastro in giro. Bisogna avere attenzione perché se metti la roba da qua e di là dopo è sempre la mano che gira. Massima attenzione. Beh sì. E dopo vi secca dei giovani come me.
L'allarme cresce, intanto nel caso del punto vendita Liper è stata intensificata la vigilanza privata proprio per garantire maggiore sicurezza ai clienti. Qua non ho particolari attenzioni, se vado in luoghi affollati tipo Venezia così lo metto davanti, tasche davanti. Cerco di metterlo sempre in posti abbastanza nascosti e Difficilmente raggiungibili. difficilmente raggiungibili. Bisogna prestare la massima attenzione anche quando si fa la spesa. Mi è successo qualche tempo fa al mercato a Bassano, in mezzo alla gente, pressato, aveva la borsa con la cerniera aperta, partito tutto. Violenta rissa all'Eden Bar di Borso del Grappa, l'episodio a fine marzo, i 4 responsabili sono stati ora identificati e denunciati. Calci e pugni, sedie e tavoli lanciati uno contro l'altro, arredi del bar danneggiati. L'ennesima violenta rissa all'Eden Bar di via Molinetto a Borso del Grappa è scoppiata la sera del 22 marzo e ora i carabinieri sono arrivati a identificare e denunciare i 4 giovani che se le sono date di santa ragione. Un episodio precedente con protagonisti degli avventori sudamericani si era verificato a fine agosto. A dare il via alla nuova indagine la denuncia presentata dalla stessa titolare del bar che per colpa della furia dei 4 clienti si è ritrovata un bel po' di spese da sostenere. Siamo riusciti attraverso le immagini di videosorveglianza a identificare i 4 giovani, sono tutti ragazzi tra i 25 e i 19 anni, residenti nel Vicentino, che sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata da lesioni personali e per danneggiamento. Uno di loro ha riportato delle ferite guaribili in 7 giorni e quindi da qui l'accusa di rissa aggravata. Si tratta di 3 giovani di Bassano del Grappa, 2 25enni di origini marocchine e un 25enne albanese. Il quarto, un 19enne, abita invece a Rosà. Uno dei 4 è anche finito al pronto soccorso con una prognosi di una settimana. La maggior parte di loro sono incensurati, uno solo ha dei piccoli precedenti, ma niente di rilevante. Insomma, avevano alzato il gomito, questa è la motivazione? Probabilmente sì, probabilmente era questa la motivazione. Dopo le frane che nel 2024 hanno colpito il territorio di Mare Ostica, prende il via un piano per la sistemazione idrogeologica a partire dall'area di via Valmorelli, dove è iniziato un intervento da 90.000 euro. Sentiamo i dettagli dal sindaco Matteo Mozzo. Parte un nuovo intervento per la sistemazione idrogeologica del territorio, è uno dei cantieri finanziati con il contributo ottenuto per l'emergenza meteo del 2024. Ci troviamo in zona Valmorelli, in via Roccolo Carli, dove in questo momento l'azienda con strada completamente chiusa e quindi chiuso del disagio con i cittadini, ma è essenziale per permettere alle macchine operatrici di lavorare. Si sta preparando la spianata sul fronte valle per poi fare un inserimento di 125 micropali a una profondità media tra i 5 e i 6 metri che andranno a consolidare tutto il costone del manto stradale. Tale opera è necessaria perché nel mese di maggio del 2024 abbiamo avuto un cedimento strutturale dove anche la linea elettrica è stata colpita. Si può anche vedere un palo dell'alta tensione, della media tensione, che in questo momento è ancora sospeso dal 2024, per cui è necessario andare a ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità collinare. Questa mattina 21 studenti della classe terza CL del liceo linguistico del Brocchi, accompagnati dalle professoresse Sonia Rossi e Veronica Carretta, hanno proseguito il programma ministeriale operativo ed educativo complementare di giornalismo negli studi televisivi di Rete Veneta a Bassano. Una lezione speciale per scoprire da vicino come funziona una televisione, dalla costruzione delle notizie al lavoro della redazione fino alla regia e agli studi televisivi. Un viaggio nel mondo dell'informazione tra curiosità, tecnica e comunicazione. La SAE di Bassano celebra i 60 anni di attività in azienda. Arriva anche il sindaco. Una storia lunga 60 anni fatta di lavoro e famiglia, di tradizione e innovazione. È la storia della SAE di Bassano del Grappa che dal 1966 opera nel settore dell'impiantistica elettrica, industriale e civile. Nella sede dell'azienda in quartiere Pre, per festeggiare questo traguardo, è arrivato anche il sindaco Nicola Finco. Un'importante realtà del nostro territorio che compie 60 anni, quindi non è cosa da tutti, grazie sicuramente alla capacità imprenditoriale, alla visione di crescita in un territorio, ma anche grazie ad un'importante storia anche familiare.
Il mondo è cambiato in questi anni, è cambiato il modo di lavorare, ma ci sono cose che non cambiano mai. Il mondo è cambiato per noi, perché abbiamo guardato avanti rispetto a tanti altri che invece si sono fermati all'impianto tradizionale. Noi abbiamo sempre cercato di evolverci verso un prodotto sempre più sofisticato e per questo abbiamo investito in ingegneri, in tecnologia. Il lavoro, l'organizzazione, il risultato alla SAE è una cosa di famiglia, dicono. La famiglia è importante ed è anche bello lavorare in famiglia e soprattutto arrivare a questi 60 anni con il mio papà mi riempie di orgoglio, di soddisfazioni. 60 anni sono un buon momento per tirare le somme, ma soprattutto diventano un ottimo punto di partenza per guardare al futuro. Un piede nei sistemi elettrici, l'altro nella domotica e in testa già quello che verrà domani. I 60 anni si vivono soprattutto nella quotidianità, dove ci mettiamo il nostro impegno e il nostro investimento sulle nuove tecnologie. Ora va messo nel mirino il prossimo compleanno e alla domanda quanti ne volete festeggiare, ecco cosa rispondono alla SAE. Infiniti, almeno arriviamo a 100. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Addio ad Antonio Toni Marchiorello, 97 anni, pioniere dell'alpinismo bassanese. Il funerale domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Lazzaro. Scontro tra una Golf e una Polo questa mattina a Pianezze all'incrocio tra via Ten e via Gazzo. La conducente della Polo ha riportato lesioni lievi. Il bassanese Ivan Gasparotto, 58 anni, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode fiscale. Dante e le stelle per parlare di cultura, scienza, ambiente e pace. Appuntamento domani a Villa Borromeo Fantoni a Fontaniva. Domenica mattina si terrà a Briganze Pedala, una biciclettata dedicata alla valorizzazione del territorio, della mobilità dolce e della socialità. Corsi di potenziamento per tutte le età al parco di Villa Morosini Cappello a Cartigliano. Focus su mobilità, equilibrio e benessere generale. Martedì 2 giugno, di fronte al monumento ai caduti di San Giorgio delle Pertiche, dalle 8:15 si svolgeranno le celebrazioni per la festa della Repubblica. Domenica alle 16 verrà inaugurato un nuovo campetto polivalente del Parco della Vittoria a Mussolente. Grazie al bando Oltre la Campanella, la scuola di San Giorgio in Bosco ha potuto attivare anche laboratori pomeridiani pratici, creativi e formativi. Chiusi domani gli sportelli amministrativi territoriali di via Celeria Bassano per consentire il trasferimento presso la casa della comunità. Sabato dalle 21 Crosara di Marostica celebra il 25° anniversario dell'Ecomuseo della Paglia di Crosara. Non era stato ricandidato dalla Lega e aveva scelto di correre per le regionali di novembre con Fratelli d'Italia, Luciano Sandonà, che ha comunicato nelle ultime ore di aver aderito a Futuro Nazionale, partito del generale Vannacci. Secco il suo commento sull'ex partito, in Lega si è persa la bussola. Addio Lega, addio Fratelli d'Italia. Luciano Sandonà, ex consigliere regionale leghista di Fede Zaiana, ha scelto di entrare in Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Movimento nuovo che parla ai giovani, che parla in maniera diversa, in maniera libera, concreta, che va dritto alle problematiche del nostro tempo, che sono l'immigrazione, la sicurezza nelle città, la tutela delle forze dell'ordine, il mondo del lavoro, una visione nuova prima che ce la vedano e ce la troviamo, diciamo, come negli ultimi tempi della politica dell'energia, frutto comunque di scelte politiche sbagliate, soprattutto a livello europeo,
scelte politiche che ci hanno vincolato e che vincono il nostro paese in politiche assurde. Consigliere regionale per 2 mandati, Sandonà aveva sbattuto la porta della Lega dopo la mancata ricandidatura, tentando a novembre la corsa a Palazzo Ferrofini con Fratelli d'Italia. La Lega attuale, questo è il suo commento. Non voglio entrare in dinamiche proprie della Lega, però evidentemente si è perso un po' la bussola, si è perso un po' la direzione, insomma, e il partito è un po' in queste condizioni, ma lo sappiamo bene, abbiamo visto anche le ultime dichiarazioni anche di esponenti importanti che ricordo hanno fatto la storia, hanno dato serietà, concretezza a un certo tipo di progetto che è quello che abbiamo portato avanti negli ultimi 10 anni in Consiglio regionale. Ecco, ricordo l'amico e collega Alberto Villanova che ha gestito il gruppo per 5 anni in maniera direi egregia, portando avanti tutto quello che erano le politiche, diciamo, regionali e del Presidente Zaia. Nel frattempo Futuro Nazionale, in vista dell'Assemblea Costituente che si terrà a Roma il 13-14 giugno, si sta organizzando anche nel Padovano. Il 22 maggio, quindi venerdì alle ore 19, nel comune di Vigo d'Arzeri, in Piazza Unità d'Italia, ci sarà un evento dove saranno degli ospiti importanti come l'ex consigliere regionale Sandonà, il consigliere regionale Valdegamberi e anche il responsabile del Nord-Est di Futuro Nazionale che è Guido Giacometti. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha fatto visita questa mattina all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, dove nel 2011 si è diplomato. Cari ragazzi, da ex studente di questa scuola voglio augurarvi buon lavoro e per chi ha la maturità tanti auguri perché sia una grande maturità e una bellissima estate per tutti voi. Buon lavoro a tutti! Proprio dove nel 2011 si era diplomato, è tornato ad augurare un in bocca al lupo a tutti gli studenti. È stato un vero e proprio tuffo nel passato per il presidente del Veneto Alberto Stefani, che questa mattina ha fatto visita all'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero. Vecchi professori, collaboratori scolastici e alunni hanno accolto il governatore tra gli applausi. È un'emozione enorme perché quella classe me la ricordo molto bene, essendo stata la classe poi della maturità, e è bene che le scuole continuino a rinnovare. Noi mettiamo a disposizione anche dei finanziamenti anche per questo, insieme soprattutto alle province, e continueremo a farlo perché investire in tecnologia, investire nel rinnovamento delle scuole significa investire nei giovani, significa investire nel futuro. Riuniti nella palestra dell'istituto, gli studenti hanno fatto diverse domande direttamente al presidente, con un focus sull'impegno della regione nelle politiche giovanili. È un dovere della regione ascoltare i ragazzi e affrontare insieme a loro delle sfide. Quella del biglietto unico su cui stiamo lavorando e che ovviamente richiede del tempo è una sfida che noi abbiamo affrontato tenendo conto delle proposte di uno dei giovani qui dentro, e quindi certe volte alcune idee nate in una scuola possono diventare realtà. La visita del presidente Stefani è stata però anche l'occasione per parlare di un impegno di cui si era fatto carico proprio nei confronti della scuola, i lavori che riguardano il parcheggio dell'istituto. C'è un procedimento che abbiamo iniziato e su questo daremo una risposta, su questo l'area dedicata in Regione Veneto si è già mossa adeguatamente per dover dare una risposta entro i prossimi mesi, e era un impegno che mi ero preso, un impegno che ho voluto portare a termine direttamente anche di persona. Ospiti di Focus questa sera alle 21:15 Emanuele Munari, Gianluigi Nalin, Giacomo Nilandi, Ivan Palasgo, Giuseppe Paolin, Massimo Venturato, Cristina Zanini e Marco Zecchinato. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Seguono i vostri SMS e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.